Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, sei pronto? Prontissimo! Inizia un nuovo viaggio! Una nuova avventura! Nei nostri viaggi raccontiamo storie di lavoro e artigianato. Siamo sempre alla costante ricerca del paesaggio. Come le montagne più belle del mondo. Tanta avventura! Inizia la racola. State con noi! Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa. sei contento? Ma dove stai correndo? Cosa stai facendo? Dove siamo? Siamo sul ponte stralato lungo la Treviso Stiglia che già abbiamo percorso in bicicletta. Dove? E siamo nel comune di Curtarolo. Ma cosa c'è in questo comune? Comune diffuso che ha un'importanza, una valenza storica che racconteremo, ma soprattutto qui è presente uno dei più importanti e antichi mulini d'Italia, ok? Il mulino a Gugiaro e Figna. Bravissimo. Andiamo? Sei preparatissimo, andiamo! Via! Benvenuti a Curtarolo, tra storia, natura e cultura. È un comune di circa 7.200 abitanti nell'Alta Padovana, composto da 2 frazioni, da Pieve e da Santa Maria di Non, ricordando anche le nostre preziose località: Poncia, Tessara, Sant'Andrea, la Giarona e la Palazzina. Abbiamo anche una florida zona industriale con aziende storiche importanti che hanno investito e continuano ad investire nel nostro territorio, nonché le nostre attività commerciali che rendono sicuramente più prezioso il nostro comune. Ciò che comunque ci caratterizza è sicuramente il fattore umano, le tante associazioni e i numerosi volontari che dedicano il loro prezioso tempo proprio a servizio della nostra comunità. Grazie alle piste ciclabili esistenti è possibile visitare le nostre bellezze naturalistiche costeggiando anche il fiume Brenta, e come amministrazione abbiamo voluto da subito investire nelle politiche a sostegno della famiglia, pensando proprio che la famiglia sia il fulcro della nostra società. Questo con servizi dedicati, con bonus, ma anche con investimenti che potrete trovare proprio lungo il nostro territorio. Lascio adesso a Ivo e a Lele il piacere di farvi conoscere il nostro amato comune e vi aspettiamo numerosi a Curtarolo. Abbiamo da pochissimo iniziato questo nostro viaggio nella realtà di Curtarolo. Alle mie spalle questa chiesa nella frazione di Pieve. Il comune di Curtarolo ha origini davvero antiche. Questo lo si evince soprattutto da alcuni resti che sono stati ritrovati nel tempo, come ad esempio parte di una piroga che era utilizzata per solcare le acque della Brenta, oppure una stele funeraria del I secolo a.C. Quando termina il potentato classico, quindi dell'impero romano, nell'Italia del Nord, si assiste ad un periodo davvero complesso, disordini sociali, ma anche terribili carestie dovute alle esondazioni del fiume Brenta. Quindi secoli davvero complessi, sia per le comunità, ma anche per chi decideva di rimanere stabile in queste zone di quello che un tempo era l'impero romano. Infatti nel 568 arrivano i Longobardi,
ma una data da segnare è il 589 d.C. In seguito a una terribile alluvione e quindi una grande esondazione del fiume, si crea a livello naturale una sorta di guado, un transito accessibile lungo il fiume Brenta. Questo diviene poi un punto di forza di questa comunità stabile, perché è utilizzato per il passaggio, il transito delle genti ma anche delle merci. Forse per questo che qualcuno individua il toponimo in Scurzarolo, cioè scorciatoia, cioè via più breve per attraversare il fiume. In realtà l'ipotesi più accreditata lo fa derivare da curtis rodulo, cioè il possedimento di una ricca famiglia di origine longobarda. Un documento del 1077 ci racconta della chiesa di Santa Maria, che crescerà nel tempo per importanza, divenendo parrocchia nel 1500. Dopo l'epoca di governo degli Ezzelini, questo guado, questo transito è conteso prima tra Carraresi e Scaligeri, in seguito tra le popolazioni, quindi gli imperi che hanno aderito alla Lega di Cambrai contro la Serenissima Repubblica di Venezia, anche perché proprio in quel transito a un certo punto venne costruito un ponte. Curtarolo porta ancora con sé dei segni importanti per la storia e per l'evoluzione delle comunità che gravitavano attorno alla grande città di Padova, come un preziosissimo ciclo di affreschi, ma soprattutto Pietro Bembo, uno dei padri dell'umanesimo italiano e padre anche della lingua italiana. Gallo, Dimmi le Marcassa. maledizione! Ce l'ho fatta, l'ho fatta anche questa volta. Sei riuscito a mettermi a bordo di un velocipede? Sì, e tra l'altro, caro Lele, è un velocipede muscolare, cioè sì. non è elettrico. No, lo sento. È tutta fatica No, sono belle bici. però positiva. quelle elettriche sono più per me simpatiche. Sì, ma anche a me stanno simpatiche. Perché Comunque è una lunga pista ciclabile immersa nel verde. sì, infatti non si sentono automobili. E siamo partiti da Sì. una zona verde in località Palazzina di Curtarolo. Pensa, questa ciclabile unisce la Treviso Stilia, quella Sì. di questa mattina, Esatto, dove c'era il ponte stralato. bravo, al cammino di Sant'Antonio a Vigo d'Arzere e Limena. Quindi è una via di comunicazione molto importante, non c'è il traffico delle vetture e c'è l'area ristoro attrezzata dove potersi riposare, far grigliate, cose di Esatto. questo tipo. C'è anche una sala per fare formazione. Bene, Andiamo Ci facciamo a ristorarci o a formarci? io andrei a ristorare. Anche Bere qualcosa. Anch'io. Senti Via! che pace, senti Via! che pace. Va pian! Va pian! Sono entrato all'interno di quello che certamente è il monumento storico e artistico più importante di Curtarolo. Io ringrazio anche lo storico Martinello, il quale ha ridato valore a questo luogo sacro. Voi direte, questo piccolo oratorio, questa piccola chiesa, che sembra quasi un capitello, perché è così importante? È importante perché intanto è molto antico. Le origini sono databili intorno al XIII secolo, quindi tra la metà e la fine del 1200. Venne costruito un piccolo convento francescano con questo luogo di preghiera. Oggi ciò che rimane del convento è una casa, cioè il luogo abitato
dai frati, è stato sostanzialmente nel corso dei secoli trasformato in casa colonica, poi a uso della mezzadria. Però la facciata ci richiama proprio quello stile elegante, forse seicentesco, quindi tutto è stato rimaneggiato più volte. A parte questa piccola chiesa, che se la guardiamo bene dall'esterno ha la tipica struttura romanica e monastica, quindi medievale, e la parte absidale esterna è praticamente identica alla stessa del battistero del Duomo di Padova, che ritorna ancora, perché all'interno di questo luogo c'è una volta affrescata, si dice, da Giusto dei Menabuoi e dalla sua scuola. Chi è Giusto dei Menabuoi? Già l'abbiamo conosciuto e incontrato proprio a Padova, è l'artefice di quel affresco così importante e ben tenuto che si trova all'interno dello stesso battistero del Duomo di Padova ed è inserito nel ciclo di affreschi divenuti patrimonio UNESCO di Padova Urbs Picta. Quindi siamo innanzi a un affresco davvero di valore assoluto contenuto in questa piccola chiesa, che rappresenta sostanzialmente al centro il Cristo Pantocratore. Poi individuiamo una Madonna che tiene in mano il globo, seduta in trono. Vicino a lei si trova San Daniele, il committente inginocchiato e poi San Francesco. Vediamo anche due sante in un angolo della cupola con lo strumento del martirio, che sono Santa Caterina, che tiene in mano questa ruota, e Santa Margherita. Poi ci sono molti personaggi, molti angeli affrescati su queste pareti. Ciò invece che era illustrato lateralmente è andato quasi del tutto perduto. A poche decine di metri da questa chiesa, alle mie spalle quindi, si vede un piano del suolo rialzato. Quella si chiama Motta de Pain. Un tempo era il luogo dove era edificato il castello di Curtarolo, che è stato smembrato, è stato distrutto e il materiale di recupero utilizzato per la costruzione del borgo di Cittadella. E invece 40 metri innanzi a me, dove oggi c'è un campo di mais, correva il fiume Brenta, che in corso della sua storia idrogeologica si è spostato di 500 metri. Quindi era un convento inserito nella campagna padovana, a ridosso del fiume, quindi per i commerci, gli spostamenti, e soprattutto a ridosso di ciò che un tempo era il palazzo di potere, la Rocca, che controllava queste terre lungo il fiume Brenta, che forse tra poco avremo la possibilità di osservare con i nostri occhi, soprattutto perché lo affronteremo all'interno di un'imbarcazione. Eccoci qua, siamo all'interno dell'alveo della Brenta e sono con Gianni, che ringrazio per la gentilezza.
questo vecchio barchino che ancora va a manetta, funziona bene. È ancora di legno, è ancora da quelli antichi di legno. E tu l'hai sempre frequentato questo fiume, Gianni? Io no? ci sono quasi nato, diciamo, perché avevo 6 anni e venuto ad abitare lungo il Brenta. Ti sei mai tuffato qua nell'acqua da Sì, giovane? da giovane avevo una cava di sabbia e mio papà. Ah, ok, quindi lavoravate nel fiume Ho proprio? iniziato ad essere nel Brenta a 7-8 anni e dopo avevano chiuso le cave che avevo 18 anni e l'ho abbandonato, diciamo. Adesso e lo vado fai- solo a pescare. Vai solo E cosa si pesca sul Brenta? In Brenta ci sono carpe, lucci. E qui diciamo che il Brenta si manifesta in tutta la sua bellezza naturalistica. Quanto profondo è che l'acqua? Ci sono punti che sono anche sui 10 metri di profondità. Adesso è un po' in secca, ma sono un po' meno, ma se no. Sì. Ci sono Quindi- punti che approfondi e punti anche no. Il Brenta, come il Piave, è un fiume alpino, quindi il suo corso è breve sostanzialmente perché si parla di 180 km dalle Dolomiti sino al mare Adriatico e è un fiume che si arrabbia molte volte, nel senso che questa lunghezza breve, soprattutto il fatto che sgorghi dalle Alpi, crea molte volte dei momenti alluvionali che sono anche pericolosi per le comunità, ma l'uomo si è abituato a convivere con la forza di quest'acqua. Infatti si ricorda la tragica alluvione del 66 che Gianni si ricorda, vero? Ma avevo 10 anni, sono del 56. E ti ricordi proprio l'irruenza dell'acqua? L'ho visto tutto perché ero in casa e lo vedevi passare sotto il ponte dove abito io a Cultarolo, devi passare di tutto. Era veramente arrabbiato il fiume. Devi passare di tutto, perché ho visto passare anche stalle di maiali, di tutto. Sì, ha portato via tutto a monte e Tutto. ovviamente Un portava disastro. verso mare l'effetto di questa che è appunto chiamata Grande Brentana del 66. Noi continuiamo il nostro piccolo tour all'interno di questo fiume, importante per la regione del Veneto, importante per la città di Padova, ma importante anche per Gianni e me. Che pace, che tranquillità e soprattutto quanta bellezza, sapete un po' il mio amore per i fiumi, soprattutto questi fiumi che solcano le pianure venete, ricordiamo da sud il Po, poi l'Adige, la Brenta o il Brenta, il Piave, il Tagliamento, insomma fiumi che hanno una storia idrogeologica e geografica assimilabile, quindi partono dalle montagne e donano le acque o in laguna di Venezia o sul mare Adriatico. Questo fiume, come tutti gli altri che ho citato, hanno determinato la storia e l'evoluzione sociale ed economica di tante signorie, di tanti feudi e di tante città moderne. In particolare il Brenta è stato protagonista della storia di Padova insieme al Bacchiglione. L'acqua è stata per certi versi qualche volta capricciosa, ma molte volte donativa, cioè ha regalato alle comunità non solo la stessa acqua che per secoli ha alimentato gli opifici, i mulini che hanno portato economia a tanti paesi della pianura padana. Un fiume noto in antichità come Medeacus, che significa tra due acque, molto probabilmente in riferimento alle sue origini, cioè al fatto che dove sgorga incontra i laghi di Levico e Caldonazzo, da qui il nome, il toponimo. È un fiume quindi che ci rapisce ancora, mantiene viva una storia importante ed è citato anche da Dante Alighieri nell'Inferno. Praticamente sta camminando lungo gli argini del Flegetonte insieme a Virgilio, il fiume infernale, e quando cammina su queste sponde ricorda proprio gli argini della Brenta e dice: quali Padoan lungo la Brenta per difendere le lor ville e i lor castelli.
Noi facciamo una piccola pausa, torniamo fra pochissimo. È un piacere essere all'interno di questa azienda molto importante, molto conosciuta, con il dottor Giorgio Agugiaro, che ringrazio di essere con noi oggi. Peraltro, Giorgio, alle nostre spalle c'è questa immagine che un po' incarna un momento importante per voi, ma soprattutto per il fatto che da 8 generazioni questo antico lavoro continua. Partiamo in realtà già dal Rinascimento, e c'è una storia bellissima che si lega all'umanesimo, non solo al lavoro legato al cibo e all'agricoltura, per passare poi nell'Ottocento in cui un tuo avo ha deciso di entrare in questo mondo, prima come lavoratore e come affittuario, e poi nel 1910 il mulino, l'antico mulino, viene acquistato. C'è anche un bel da atto, mio nonno. c'è un bel atto di compravendita. È vero? E da lì inizia la vostra storia. E quindi è una storia importante, Giorgio. Certo. La nostra è una storia importante come tutte quelle di aziende che esistono da qualche centinaio d'anni. Noi come famiglia siamo entrati, come dicevi, nel 1831. Poi abbiamo avuto un processo, abbiamo vissuto la rivoluzione industriale, nel senso che l'energia a un certo momento non è più stata l'acqua, il salto d'acqua che faceva girare una ruota. Si è passati all'energia elettrica, poi c'è stato il miglioramento delle macchine per macinare il grano e siamo arrivati ai giorni nostri con un mulino moderno, tra i più moderni in Italia, sia come macchine che come efficienza. Poi voi siete specializzati nella macinazione del grano tenero. Che differenza c'è tra grano tenero e grano duro, per esempio? Allora, con il grano duro si produce la semola che serve per fare la pasta secca principalmente. Con il grano tenero si produce la farina di grano tenero che serve per il pane, la pizza, i biscotti, i dolci. Sono dei grani molto simili, le macchine per macinarli sono praticamente uguali, hanno solo delle regolazioni diverse e si distinguono per la durezza della cariosside. Il vostro prodotto poi da qui parte e va in tutto il mondo. Sì, noi esportiamo il 25% della farina che produciamo. L'Italia esporta una quantità di farina importante ma non così grande perché noi siamo un paese importatore di grano, quindi la nostra farina quando va all'estero è più costosa rispetto alle farine locali perché noi in Italia produciamo fra il 35 e il 40% del grano tenero che trasformiamo, quindi il restante 65% dobbiamo importarlo, quindi abbiamo un costo di importazione che si aggiunge al costo di esportazione. Nel mondo apprezzano le nostre farine della mia azienda e di altri mulini italiani per l'alta qualità. A tal proposito, un uomo della strada entra al supermercato, ad esempio, o va in pizzeria e non distingue un tipo di farina dall'altro. È bianca. In realtà
bisognerebbe Sì, fare un'analisi completa. Esatto, la farina è tutta bianca, ma non è tutta uguale. Dove sta la differenza? I molini devono produrre delle farine di grano tenero che si devono adattare ai processi di produzione. Mi spiego, se un pizzaiolo fa lievitare la pasta 10-12 ore ha bisogno di una determinata farina, se la fa lievitare per 24 ore ha bisogno di un'altra farina, se la mette in un frigorifero positivo e la fa lievitare fino a 72 ore ha bisogno di un'altra farina ancora. Per produrre i biscotti serve una determinata qualità della farina, per produrre i panettoni serve una qualità completamente diversa, serve una farina con un contenuto proteico molto più elevato, perché deve formare una maglia glutinica che regga una lunga lievitazione e deve assorbire molte materie grasse. Quindi la farina per i biscotti, che è una farina con un contenuto proteico molto più basso, non è una farina scadente, è adatta per fare i biscotti. Con la farina dei biscotti non si fanno i panettoni e con la farina dei panettoni non si fanno i biscotti. Quindi non esiste un tipo di farina buono e un tipo di farina cattivo. Esistono tanti tipi di farina adatti al processo che si va a mettere in piedi. Mi piace pensare che lei, oltre insomma ad essere a capo di questa azienda storica così importante, come abbiamo appena detto, è un uomo di mestiere, perché quando lei parla di farina cambia volto, i suoi occhi si accendono e questo è importante. Faccio questo mestiere da 54 anni, quindi voglio dire, sono molto legato al mestiere della farina. Poi noi trasformiamo una materia prima che ci dà la terra, quindi siamo molto legati alla terra. In ottobre, viaggiando, guardiamo quanto grano è stato seminato, poi durante la primavera vediamo come cresce questo grano, poi in giugno, quando è il periodo della mietitura, siamo molto attenti per vedere se viene un prodotto buono o meno buono in relazione al tempo, all'andamento climatico. E comunque credo che ci siano poche categorie al mondo dove l'imprenditore è legato alla sua azienda come quella dei mugnai, perché sono tutte aziende che hanno una storia, che vengono da generazioni e quindi i mugnai sono particolarmente legati al loro lavoro. E questa storia è davvero, davvero bella, interessante. Noi abbiamo avuto modo anche di visitare la filiera di produzione di questa farina così importante e devo dire che da quando arriva un camion, un carico di grano a quando esce un sacco di farina, c'è un lavoro davvero importante, ma soprattutto controllatissimo. Assolutamente. Oggi la sicurezza alimentare è importante tanto quanto la qualità del prodotto. Questo vale per la farina, ma vale in generale per tutti i prodotti alimentari. Questa è una storia produttiva, è anche una storia sociale che in questa terra particolare, nella provincia di Padova, si unisce a quella grande rinascita del Cinquecento che ha creato l'umanesimo e la lingua italiana. Quindi c'è un connubio storico, produttivo e culturale davvero magico. Io ringrazio Giorgio per l'accoglienza, per la disponibilità e, se mi permetti, raggiungo il buon Ivo Gallo che sta impastando con le mani la pizza. Lele mi ha mandato alla scuola italiana pizzaioli, ma siamo in un orto. Enrico, c'è qualcosa di strano, spiegami. Allora, innanzitutto voglio dirti che la scuola italiana pizzaioli è stata la prima scuola professionale per il mondo della pizza nata nel 1988. Quindi abbiamo già 40 anni, quindi una gran maggiore età, e il nostro obiettivo da sempre è quello di insegnare il mestiere del pizzaiolo. In Italia e in giro per il mondo andiamo a sviscerare tutto quello che è il mestiere dal primo livello, quindi dall'ABC, per entrare un po' a far parte di questo mondo, a tutti i corsi per professionisti, quindi di specializzazione e di crescita professionale. Andiamo molto orgogliosi di questo perché abbiamo un programma molto vasto, didattico, di diverse tipologie di corsi. Abbiamo 20 tipologie di corso, quindi andiamo a toccare praticamente tutto ciò che contempla il mondo della pizzeria, ma non solo, anche del pane in pizzeria con la pasta avanzata delle pizze, i piccoli e grandi lievitati, dal panettone alle colombe, che adesso vanno molto di moda anche nel mondo della pizza,
e la piccola pasticceria per potersi fare i dolci in casa. Quindi non solo teoria, ma teoria legata alla pratica. Soprattutto, ecco, su questo ci tengo, perché la teoria è fondamentale per acquisire la consapevolezza di quello che avviene, la conoscenza, ma è la manualità il nostro punto di forza. Infatti noi dedichiamo più o meno per tutti i corsi circa un 30% di teoria e un 70, un 80% di pratica, perché alla fine è la pratica che è quello che ti permette di consolidare quello che hai acquisito dal punto di vista teorico. E perché siamo nell'orto? Bravo! Siamo nell'orto, allora questo è un nostro fiore all'occhiello, si chiama Orto del Mulino, proprio data la vicinanza con il mulino a Ruggero e Figna, ed è in realtà però l'orto della scuola, perché all'interno di questo orto noi abbiamo creato due aree, un'area dedicata alle erbe aromatiche, per cui il basilico domina chiaramente, ma abbiamo anche il timo, abbiamo la maggiorana, abbiamo l'origano, rosmarino in abbondanza, e questa invece che ci sta regalando grandi soddisfazioni, che è la parte invece orticola, quindi con gli ortaggi. Abbiamo fatto un progetto di consociazione, quindi con fiori, con altre erbe, con insalate, in modo che le radici potessero competere e gli insetti potessero contribuire alla salvaguardia della pianta, quindi biologico, totalmente biologico e integrato. E qui coltiviamo quelle che sono le verdure che utilizziamo all'interno della nostra scuola. E non solo, e insegniamo anche al pizzaiolo ad avere un occhio alla sostenibilità, andandogli a spiegare le stagioni, quindi ogni stagione ha le sue verdure, i suoi prodotti, ma anche chi vuole costruirsi un orto vicino alla propria pizzeria. Insomma, ci piaceva poter mettere un pizzico di freschezza e di naturalezza nei nostri corsi per pizzaioli. Quindi avete creato degli ecosistemi. Un eco pizza sistema. Ecco pizza sistema. Questa è la sede internazionale. Tu prima hai parlato di mondo, ma siete anche all'estero? Questa è la sede che governa 40 strutture in tutto il mondo. Siamo presenti abbastanza capillari nel Nord e nel Sud America, in Europa in quasi tutti i paesi, in Cina, in Australia. Stiamo lavorando per l'India. A novembre apriremo in 4 scuole in Grecia, belle anche perché sarà Atene, Kos, Creta, Salonicco, insomma location anche piacevoli, e siamo in completa espansione perché la richiesta di professionalità nel mondo della pizza sta crescendo esponenzialmente come la pizza in generale. La pizza è il piatto italiano più famoso al mondo, la vera pizza italiana ovviamente più famosa al mondo, e quindi siamo contenti di poter contribuire alla crescita di questo mercato. Sì, qua si parla di formazione, orti, eccetera, eccetera. Io non posso imparare? Hai ragione. Allora, ma vuoi, qua per quello. Vuoi veramente imparare? Sì. Andiamo da Tiziano? Andiamo da Tiziano. Andiamo da Tiziano. Io? Via. Molto felice ed emozionato perché ho indossato la divisa dell'allievo di Scuola Italiana Pizzaioli, ma soprattutto, seguitemi, perché adesso Tiziano, che non è lui perché è Luca, ciao Luca, mi svelerà il segreto della pizza perfetta. Qual è? Intanto, Ivo, benvenuto nella nostra scuola, e con piacere cercherò di risponderti al meglio a questa domanda. Che sembra facile, ma in realtà... Beh, in prima battuta la pizza è soggettiva, un po' come il vino, nel senso a tanti piacciono più croccante, più fina, la pizza in teglia, cioè anche in base allo stile va poi a seguire le tipologie di pizze che esistono e che possono piacere. Però, esatto, c'è un però. Il però qual è? Che bisogna seguire alcune regole molto importanti. Per un impasto fatto bene, e quindi che possa essere, si possa dire una buona pizza, ci sono 2 elementi fondamentali, cioè 2 fasi della lavorazione fondamentali. La prima è la preparazione dell'impasto, la seconda è la cottura. Quindi queste 2 fasi devono essere seguite alla perfezione, bisogna conoscere bene gli ingredienti che fanno la nostra ricetta della pizza, quindi acqua, la farina, il sale, l'olio e il lievito. Quindi bisogna conoscerli in maniera approfondita e capire come utilizzarli al meglio. Ma perché ogni tanto quando si mangia la pizza in giro dopo ti viene tanta sete, tutta la notte bevi? Perché? Ma allora, tendenzialmente ci possono essere molti elementi che portano a questo. Gli ingredienti che spesso si mettono sopra la pizza, perché banalmente si dà sempre colpa all'impasto, però se ci metto il salamino, il peperone, il gorgonzola, il crudo, sono parti salate e possono
chiaramente dare un po' di fastidio durante la notte. L'altra parte chiaramente invece possiamo dare colpa anche all'impasto, che non è stato eseguito in maniera corretta e quindi la gestione di questo impasto non ha avuto i propri tempi corretti. Quindi i tempi di lievitazione, eccetera, Di eccetera, lievitazione sono fondamentali, quindi dare il tempo giusto al nostro impasto di poter essere gestito e quindi la sua fermentazione è venuta correttamente. Tipo? Quanto? Ma dipende dalla farina in questo caso, non tanto la sua tipologia, che chiaramente incide la parte diciamo cruscale, ma quanto la sua forza, cioè la sua capacità di poter legare tutti questi ingredienti ed avere un tempo di gestione in modo che possa permettere questa fermentazione in maniera corretta. Quindi ci sono delle farine che vanno bene per fare gli impasti, diciamo così, anche in giornata, ci sono quelli invece delle farine più strutturali che permettono impasti a una maturazione un po', diciamo una gestione un po' più lunga e quindi permette una gestione un po' più, diciamo, comfort delle tante pizze che poi si fanno, perché un conto è fare una pizza e un conto è farne 100. Sì. Quindi chiaramente, e tutte uguali. E tutte uguali, quindi chiaramente è lì che è la fase più complessa. Senti, visto che servono molte ore di lievitazione, io vorrei mettere le mani in pasta. Non è che Noi siamo già pronti, quindi andiamo sul banco. Vai. Pronti qua. Eccoci qua. Le nostre palline, come vediamo, sono belle. Un'indicazione che diamo sempre è che devono fare circa 3 volte il loro volume originale da quando è stata formata. Questa è un'indicazione, ecco, che è importante. Ora andiamo a vedere come stenderla. Mari, ne stendo una prima io e poi Mari mi segui tu a ruota, oppure la facciamo insieme in contemporanea. Che dici? Vai. Facciamola insieme. Allora, una a testa. Eccoci qua. Prima parte è di nuovo ricapovolgere la pallina. Quello che sta sopra, diciamo, rimane sempre sopra. Ci sono 3 momenti, 3 situazioni importanti. La prima è andare a schiacciare la pallina partendo dal basso, andando verso l'alto in questo modo qua. Arrivato sopra si va verso l'esterno della pallina, cercando sempre, come stai notando, di lasciare un po' di bordo sulla pizza. Il famoso cornicione della pizza. Andiamo a replicare nello stesso modo questa prima fase affinché, cosa succede? La pallina ha una grandezza circa quanto la nostra mano. Ok? Più o meno abbiamo la mano uguale, quindi possiamo essere tranquilli. Seconda fase, andiamo invece a iniziare a dargli una forma un po' più grande, quindi andiamo a creare una piccola, diciamo così, montagnetta di farina che ci permette che cosa? Di percepire la parte centrale da quella esterna. Mani in questo modo qua, come al volante, 10-10, no? Vabbè, mi insegnavano questo. Una mano tiene ferma la pallina, l'altra mano va a stenderla verso l'esterno. Esatto. Fatto questo, mi fermo, non troppo, ruoto di 45 gradi e ritorno di nuovo al punto di partenza. Ok? Così. Di nuovo, con la destra vado a stenderla, la sinistra mi tiene, stop, fermo. Sto già facendo disastro. Non importa, ma è giusto che sia così. Poi di nuovo andiamo per la terza volta e torno di nuovo al punto originale. In questo caso do un'occhiata e vado a dargli un po' di rotondità, quindi me l'aggiusto appena. E l'ho anche rotta. Ma ci sta, fa parte del gioco, è normale. Ora, da questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo togliere tutta questa farina che c'è in eccesso, ok? Dopo prenderai la mia, non ti preoccupare. Allora, adesso a questo punto andiamo a mettere la pallina su una mano, aperta, togliamo la farina che c'è sotto, ok? Perché più farina c'è e più la troviamo poi all'interno del forno, che non va bene. Ora da questo punto andiamo a passare la pasta da una mano all'altra in questo modo qua, molto semplice, e notiamo quanta farina sta cadendo. Ok? Quindi togliamo ancora la farina e questo lavoro qua dobbiamo farlo affinché a un certo punto la mia farina non c'è più sul banco. Ora sono pronto per andare a che cosa? A stenderla sul mio banco e andare a aggiustare un pochettino il tiro. Ora c'è una piccola differenza. Perché la tua è più bella? Beh, probabilmente perché l'ho fatto qualche volta in più. Qualche, solo qualche. Esatto. Qui adesso non resta che cosa? A farcire la nostra pizza. Facciamo la pizza. Ovviamente utilizzando i prodotti dell'orto. Del nostro orto, che è fondamentale. Quindi ci spostiamo di là, Mari, usiamo questa. Sì. Che dici? Allora ci spostiamo da questa parte. Ora andiamo a utilizzare la nostra mozzarella, le nostre zucchine, i nostri pomodorini e ovviamente il nostro basilico dell'orto. Quindi di base ovviamente andiamo a utilizzare una mozzarella,
e la andiamo a cospargere bene all'interno della nostra superficie. La quantità di mozzarella che viene utilizzata su una pizza, perché tanti ce lo chiedono, varia da che cosa? Se è una margherita, diciamo, vanno al di sopra di 100 grammi, anche 120 grammi, mentre per una pizza farcita sei sui 100, tra i 90 e i 100 grammi. Ecco le nostre zucchine, le abbiamo spadellate e le abbiamo anche fatte saltare con la nostra menta, che è del nostro orto, come hai potuto vedere. Ecco i nostri pomodorini, li abbiamo essiccati in modo per dargli un po' più di consistenza, e poi alla fine andremo a condire col nostro olio, con il nostro olio, che perdonami, e il basilico. Già si sente la menta, senti come con pochi ingredienti si ha gusto, sapore e anche, perché no, estetica nel colore. Senti, io sono felicissimo, ma quando è che la mangiamo? Tempo 3 minuti. Come vi dicevo all'inizio, la fase di cottura è fondamentale. Quindi regolare le attrezzature comporta il successo della pizza, perché la pizza si riesce poi a, come dicevi tu, a digerire, soprattutto per merito della cottura. Quindi impasto, cottura, ma c'è la terza fase. Si mangia. Si mangia. Bene, allora andiamo in forno, ma riusiamo questo qui. Abbiamo la nostra paletta, andiamo a raccogliere, se serve andare ad aggiustare, no, per dargli una forma in più, siamo pronti. Tiziano detto Giotto, cerchio perfetto. Esatto, e andiamo all'interno del nostro forno. Eccoci qua, tempo più o meno 3 minuti di cottura. È arrivato il terzo momento. Quello più importante. Sì, mi piacerebbe condividere questo momento anche col buon Lele, ma purtroppo non c'è, quindi ce l'ho. Ah, da dove è arrivato? Ma perché? Quando c'è da mangiare Arrivo. e allora grazie Tiziano, ti ringrazio anche Lele. Grazie e a buon voi. appetito. Buon appetito. Sono molto emozionato per il fatto di trovarmi in questo luogo, perché ha un'importanza storica davvero eccezionale e fondamentale per tutta l'Italia. Siamo a pochi passi dal mulino Augugiaro e qui siamo invece nel cortile di Villa Bozza, perché si crea in me un pensiero positivo e importante, perché a pochi passi da questa villa, che è stata costruita dalla famiglia proprietaria del mulino nel 1922, c'era invece la villa, il Dominicale, di proprietà della famiglia Bembo, di cui Pietro Bembo è stato uno dei più grandi intellettuali dell'umanesimo italiano, quindi uno dei fautori del Rinascimento, inteso non solo da un punto di vista architettonico e pittorico, ma da un punto di vista intellettuale. Quindi vicino a noi passa il Piovero, che è questo elemento che ha alimentato i mulini per tanti secoli. Secondo le antiche mappe, sulla riva invece destra del fiume era presente questa costruzione, questa tipica villa veneta rinascimentale. Cosa accade? Nel 1405 arriva in quest'area la Serenissima Repubblica di Venezia. Nel 1406 la Repubblica mette all'incanto le terre che appartenevano fino a quel momento ai Carraresi. Fu così che Bernardo Bembo, famiglia molto nobile di provveditori, molto facoltoso, decise di acquistare la villa già esistente, costruita tra 4 e 500, ma soprattutto il mulino fornito di 2 ruote, che da quel momento in poi diventa luogo principale per l'economia di questa terra. Non ha mai smesso di lavorare, pur divenendo oggi un impianto assolutamente moderno e all'avanguardia.
Però quello che ci interessa su tutto è la presenza di Pietro Bembo in questa zona del Veneto, perché lui, dopo aver girato le più importanti corti rinascimentali italiane, decise di passare qualche anno nella dimora di villeggiatura della famiglia. Infatti scrive: un cortile e casa da contadino in Santa Maria di Non, fatto dalla buona memoria di mio padre già più di 50 anni passati. Quindi in questo luogo, su questa terra, Pietro Bembo scrive quella che è ufficialmente la prima grammatica della lingua italiana. Innamorato della prosa di Boccaccio e della poesia di Petrarca, decide di mettere ordine e rendere quello che era fino a quel momento chiamato volgare la lingua che doveva essere parlata in tutta la penisola italiana, ovvero le prose della volgar lingua, composto nel 1525. È sostanzialmente un dialogo platonico tra vari personaggi che discutono su quale sia la lingua ufficiale di chi abitava la penisola mediterranea. Scrive sempre Pietro Bembo: leggo, scrivo quanto voglio, cavalco, cammino, passeggio molto spesso per entro un boschetto che l'ho a capo dell'orto. In questa guisa spero di far qui tutta la state e tutto l'autunno, acciò per comparazione della città la villa mi par più graziosa. Possiamo affermare senza dubbio che Pietro Bembo è stato colui che ha sostanzialmente codificato la lingua italiana ed era veneziano. Eraluce è la società del gruppo ACI Gas APS AMG, gruppo ERA, che si occupa da oltre 25 anni di illuminazione pubblica, progettazione, gestione e manutenzione. All'interno del comune di Curtarolo abbiamo realizzato un progetto di transizione energetica che prevede la riqualifica integrale dell'illuminazione pubblica, portandola a illuminazione a LED, che prevede fra l'altro una riduzione dei consumi di oltre il 50% e quindi anche una riduzione dei costi per le casse comunali. Nel progetto, che è inquadrato all'interno delle logiche di rigenerazione urbana e di economia circolare e sostenibilità ambientale, abbiamo sostituito oltre 1700 corpi illuminanti, realizzati oltre 3 km di linee, installati una cinquantina di impianti di telecontrollo ed inoltre abbiamo anche efficientato 6 edifici comunali, 4 scuole e 2 ulteriori edifici con un risparmio energetico di oltre il 50% che hanno apportato anche al comune un notevole risparmio in termini di bollette. Il progetto realizzato è inquadrato all'interno degli obiettivi ONU e permette di raggiungere 3 obiettivi principali. Il primo, la sicurezza degli impianti. L'illuminazione pubblica è uno di quei servizi primari che si vede sotto gli occhi di tutti e avere un'eccellente e innovativa illuminazione permette di valorizzare ulteriormente quello che è il decoro e il piano urbanistico della città. Inoltre all'interno di questo progetto abbiamo inserito anche numerosi ampliamenti per raggiungere quelle strade, quelle vie che oggi erano al buio, valorizzando ulteriormente quello che è il piano urbano e il piano della viabilità e andando a migliorare quello che è il grado di sicurezza di questa città in un'ottica anche di valorizzazione delle generazioni future e in un'ottica anche di ampliamento di quello che è il servizio offerto da questo comune. Era per una città più sostenibile, più sicura e attenta alle generazioni future.
Oh, è un piacere essere con Mirko. Grazie mille a voi. Ringrazio Mirko e tutta la famiglia perché siamo in un luogo bellissimo, ok? Immersi nel verde. Sì, davvero a poche decine di metri dal fiume Brenta che abbiamo visto e raccontato in questo nostro viaggio a Curtarolo. C'è questa realtà imprenditoriale che ha insomma, una storia ricca di passione, di impegno. E Mirko, come è nata questa avventura? Questo è l'Agri Alloggi La Palazzina. Agri Alloggi La Palazzina. Ci lascia intuire che qui un ospite può prendere una camera, ok, e quindi hai una clientela variegata, no? Sì, c'è un po' di business, c'è del turismo, c'è da fare. Come è nata questa avventura? Questa avventura c'è una passione dietro a tutto quanto questo. Siamo nati nel lontano 1983 dal papà, poi abbiamo seguito le sue orme, siamo andati avanti e adesso arrivano i figli e La nuova generazione. la nuova generazione. Quindi tu sei sostanzialmente cresciuto nella ristorazione. Sono cresciuto nella ristorazione. Dove hai imparato questo bellissimo Ho mestiere. imparato il mestiere, mi ha appassionato tantissimo e continuo ancora a mettersi di mio. E questo l'hai trasferito ai ragazzi. I miei figli continueranno l'attività, sperando che tutto vada bene. Li hai fatti studiare. Li studiare, logicamente sì. C'è Filippo, che è il figlio maggiore, poi arriva Riccardo e c'è la moglie Danila. E insieme. E insieme si va avanti. Ecco, su questa tavola noi vediamo dei prodotti che non sono acquistati nella grande distribuzione, ma sono cose di casa vostra. Tutta di nostra produzione. Quindi voi avete La anche, maggior parte delle cose di nostra avete produzione. anche un podere in cui coltivate, Certo, no? avevo un'azienda agricola qui a 2 passi, vicinissima, dove abbiamo tutti quanti gli ortaggi e abbiamo maiali e anche dei manzi. Quello che voi producete poi si trova sulla Si trova tavola nella tavola del nostro agriturismo. della palazzina. Per esempio questa stagione ci suggerisce alcuni prodotti, no? Certo, il prodotto della stagione è la zucchina, il fior di zucca, ci sono le melanzane, i peperoni, abbiamo tutto quanto la produzione, tutto quanto a campo aperto. So che, così mi ha raccontato il sindaco, Bene. bisogna dire il sindaco Martina ci ha detto che avete un piatto forte che è il risotto. Noi siamo forti sui risotti, sì. Tutti i risotti stagionali, si parte con un riso Carnaroli, qua abbiamo un paio di anni di invecchiamento, Ah, quindi un buon riso. si fa aspettare questo risotto. si fa aspettare questo riso qua. Abbiamo del parmigiano un 36 mesi e abbiamo burro. anche del burro, Che serve poi per la mantecatura. mantecatura finale, sì. Però voi avete anche un metodo di preparazione che stiamo quasi per scoprire, che è un po' diverso Un po' diverso del alla metodo. lombarda, Bravo, eccetera, bravissimo, ecco. sì. Noi- Quindi lo cuocete per più tempo, anche perché questo riso ha bisogno di una cottura più lunga. un po' più lunga come E risotto. soprattutto parte già con il brodo, vero? sì. E si parte già con il brodo. Io sono curiosissimo di vedere come si prepara questo risotto, ma soprattutto insieme a Mirko e alla famiglia di assaggiarlo. Finalmente Mirko È arrivato il risotto. è arrivato. Che lo chiami? È un fior di zucca e Franciacorta. Quindi come l'hai preparato? Allora, questo risotto si parte con un fondo, già con un po' di cipolla bianca, dei fiori di zucca appassiti, e si aggiunge il riso e si parte con il brodo. Noi partiamo già subito con il brodo, lo portiamo avanti e poi viene fatta l'ultimo passaggio con del burro e del parmigiano. La mantecatura. La mantecatura classica. Però alla palazzina si mangia anche altro. Certo, si mangia altri piatti. Per esempio? Per esempio, si mangia tutte le categorie di risotti, oltre a questo, stagionali, sempre di stagione. Abbiamo dell'ottima carne, di manzo e anche di suino. E quindi Mirko, perché venire qua? Qua trovate un'accoglienza familiare e poi c'è la genuinità del territorio. Fantastico. Io vorrei però fare un brindisi con tutta la famiglia. grazie. Sei d'accordo? D'accordo. Perfetto. Siamo con tutta la famiglia. Mirko, la tua splendida famiglia. Grazie mille. La Daniela, la moglie, abbiamo il figlio maggiore Filippo e Riccardo.
Allora insieme ai ragazzi facciamo un brindisi al fiume Brenta, alle terre di Curtarolo, che hanno una storia molto importante, e soprattutto a questo luogo che ci ha accolto splendidamente. Con un grande sorriso brindiamo tutti insieme. Grazie. Pronti? Grazie. Pronti? 1, 2, 3! Evviva! Evviva! Alla palazzina! Agri alloggi la palazzina! Camminando lungo le rive del Brenta non si può non notare la presenza delle robinie, ma in particolare mi ha destato curiosità proprio questo alberone. La robinia, l'acacia agasia, fa parte delle fabacee, le leguminose, come i piselli, i fagioli, le arachidi, la soia, i lupini, eccetera, eccetera. Le carrube, scusa. Perché mi ha incuriosito questo esemplare? Perché dimostra proprio la resistenza delle sue radici. Guardate, pur essendo inclinato il tronco, resiste perfettamente. Infatti, questa sua caratteristica fu sfruttata nel dopoguerra per risistemare le aree devastate dalla guerra, soprattutto gli argini dei fiumi. Infatti è una pianta invasiva perché si sviluppa velocemente e se non contenuta può eventualmente creare dei danni. Famosa per i suoi fiori, perché sono commestibili in pastella, sono buonissimi, ma anche per lo squisito miele che viene prodotto dalle api che abitano i luoghi intorno ad essa. Un legno molto resistente, usato storicamente per sostenere. Per questo forse simbolo di lunga vita, di vita eterna. E proprio per questo motivo ora lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Vi esprimo la mia gioia per essere entrato in questo santuario che si trova nella provincia padovana, dedicato alla Beata Vergine e si chiama il Santuario della Madonna di Tessara. Tessara intanto perché forse, probabilmente deriva da Texara, quindi da Texus, che in latino indica una foresta di tassi. Quindi questa è una collocazione geografica che ci fa capire l'ambiente planiziale di secoli fa. Da qui in poi inizia una storia molto importante per tutte queste comunità, perché è un luogo di devozione importante, le cui origini sono antiche. Dovete immaginare che la statua della Madonna detta la Mora che vediamo nell'altare principale, nel presbiterio, si dice, si racconta, sia stata trovata dopo una grande alluvione tra le sterpaglie e poi collocata in questo luogo.
non siamo sicuri di ciò che è accaduto. Ciò che invece sappiamo perfettamente è che questa chiesa è nominata già dal 1130 dal vescovo di Padova San Bellino, che racconta della presenza di questo luogo di dedicazione alla Madonna, quindi un luogo di preghiera, un oratorio, che nel corso dei secoli ha subito molte modifiche. Quello che vediamo oggi non è quello che si vedeva ad esempio nel 1200, quando era un luogo di culto benedettino. C'era una frammentazione di luoghi di preghiera e qui forse c'era un piccolo convento appunto amministrato e gestito dai monaci benedettini. Cos'è accaduto? A un certo punto, e siamo nel 400, questo racconta la storia di Curtarolo, una bimba invalida, mentre portava del cibo al padre che stava lavorando la terra in queste zone, si ferma in questo luogo e c'è un punto all'interno della chiesa che ce lo indica e appare la Beata Vergine Maria. Da quel momento la bambina venne salvata, salvificata in qualche modo e guarita dal proprio calvario personale individuale. Da quel momento inizia un percorso di devozione da parte di tutta la comunità che individua in questo luogo, in cui appunto probabilmente è apparsa la Vergine Maria alla ragazza, come luogo di sanificazione interiore, di preghiera, e quindi gli ex voto che ancora vediamo ci ricordano che questo è un santuario importante, che come dicevo nel corso della sua storia ha subito molteplici modifiche, l'orientamento geografico, l'apertura principale. Le due ali del transetto sono novecentesche, invece il cuore della chiesa, dove si trova l'altare maggiore, è quello antico, forse quattrocentesco, che nasce nel luogo dove era presente già, come dicevo, un luogo di preghiera medievale. Un'altra certezza confermata è rappresentata dal luogo in cui questo santuario è collocato, lungo una strada romana, l'Aurelia Valbrenta, che da Vigo d'Arzere portava verso Bassano, passando per Tavo. Il toponimo indica l'ottavo miglio, cioè la lunghezza della strada, poi per Santa Maria di non nono miglio, Curtarolo e poi appunto il Vicentino e Bassano del Grappa. Durante l'Ottocento questo luogo fu abbandonato con la fine della Serenissima Repubblica di Venezia. L'incuria non ha preservato tutta la bellezza artistica del 3-400, però poi un grande intervento del 1845 e altri interventi novecenteschi ci hanno restituito la bellezza spirituale e artistica di questo luogo. Io ringrazio Don Leonildo e Rino Borsato per la gentilezza, per l'ospitalità. Hanno aperto le porte a noi di questo santuario nella provincia veneta padovana, in cui ancora chi arriva qua si riempie davvero il cuore e lo spirito di vera e sincera devozione. Ivo Gallo, dimmi Lele Marcassa. Finisce anche questa avventura. Purtroppo. Lasciamo il comune di Curtarolo, che ci ha donato splendide emozioni. E molta accoglienza. Sei contento? Contentissimo. Anche perché lo stupore davvero che mi ha avvolto, ammantato completamente, è quello di questa bellissima storia legata a Pietro Bembo, che è vissuto in questa terra e ufficialmente, come abbiamo detto, ha codificato la grammatica italiana, quindi un veneto. Fantastico. A tal proposito, se sei d'accordo, sono d'accordo, citerei alcuni versi tratti dalle rime, appunto, di Pietro Bembo. Felice stella, il mio viver segnava quel dì,
Chinanzi a voi mi scorse amore, mostrando a me di fore il ben che dentro agli altri si celava. Da Ivo Gallo, Ma soprattutto da Lele Marcassa, finisce questa piccola avventura. Se vorrete, ci troviamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. a Curtarolo a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guiti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.